Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video, sono Kai. Ragazzi, oggi sono tornato con questo nuovo video per le base review. Allora, per chi non conoscesse questa serie, probabilmente a ogni 1000 like messo in questo video qua, nel prossimo video di base review ci sarà una base review. Allora, in poche parole, praticamente più like mettete, più c'è la possibilità che ci sia il vostro villaggio recensito nel prossimo video. Nell'ultimo video abbiamo fatto circa 8000 like, perciò oggi 8 recensioni. Il primo villaggio che andremo a recensire è quello di Mike del clan 12 guerrieri, che sono 50, lol. L'avete capita? 12 guerrieri, 50. Ok, non faceva ridere. A parte scherzi, andiamo a vedere il tuo villaggio. Sei un town hall livello 9, messo abbastanza bene, ha anche un bel livello. Allora, sei 98 e hai donato parecchio, 1500 truppe donate. Allora, vediamo cosa potresti migliorare. Vediamo un po'. Stai facendo questo mortaio qua e questa torre dello stregone. Io ti consiglio di portarti su anche le difese aeree, tanto sono un livello e basta. Dopodiché io ti consiglio di farti le torrette dell'arciere molto forti in Clan War. Per il resto vedo che la regina è a livello 8, il re lo stai portando al 10, comunque livello medio per gli eroi. Per quanto riguarda i muri, mi state scrivendo su Facebook. Per quanto riguarda i muri, allora lasciateli i più ultimi, falli almeno all'8 prima di passare al Town Hall 10. Secondo villaggio che andremo a recensire è, oh mio dio, secondo villaggio che andremo a recensire è un Town Hall livello 7. Bella la bandiera italiana qua al centro. Allora, il nome del clan, allora, virgolette, occhio, vacca, occhio, virgolette. Wow, mica male come clan, livello 7. Vediamo un po' il villaggio. Sei un Town Hall 7 come ho detto prima, hai il re barbaro al 5, mica male. Oh, ti è spuntato il calderone di Halloween. Ma a me sembri praticamente maxato, a parte il volano che lo stai finendo e alcune miniere. Insomma, poco da dire, sei pronto per Town Hall 8? Terzo villaggio che andremo a recensire è quello di Graxshigl del clan Rival Plate. E devo dire, mica male come villaggio, totalmente maxato. Dove hai eroi? Vediamo a che livello li stai portando. 29 la regina, 29 anche il re. Insomma, poco da dire, a questo punto ti fai eroi al 30, cioè il livello massimo per Town Hall livello 9, e poi puoi passare subito a Town Hall 10. Un giorno dovrò andare dal parroco e chiedere perché fate suonare le campane alle 17:44. Quarto villaggio che andremo a recensire è quello di Clevi 507. Allora, vediamo un attimo il tuo clan. Livello 6, mica male, 98 guerre vinte, siete 30 su 50. Allora, questi qua sono i muretti, quelli nuovi. Fateli il prima possibile almeno livello 7 perché stona un casino con queste qua tutte nere. Stai facendo la regina al 7. Town Hall livello 9. Allora, vediamo che non sei messo per niente male. Io ti consiglio, fatti queste difese aeree tutte in un unico colpo. E poi, allora, e poi ci sono queste torrette dell'arciere che servono veramente tanto tempo da fare, ma sono molto utili. Però hai mortai relativamente bassi rispetto al tuo villaggio, perciò io ti consiglio di farti anche i mortai livello 7. Vediamo un po' le truppe. Allora, le truppe non hai quasi nessuna truppa a 6 tranne gli arcieri. Fate anche i barbari e i giganti a 6 che fanno veramente tanto differenza. Quinto villaggio che andiamo a recensire è quello di Toto Siciliano del clan Wolf. Molto carina questa difesa, tutta a cerchio. Povero Toto con tutto questo elisir che non sa cosa farsene. Allora, vediamo cosa ti manca. Ti mancano le torrette dell'arciere che stai mettendo a fare, e dopo ti mancano i cannoni. Bravo, prima fatti le torrette dell'arciere e poi fatti i cannoni. E dopo praticamente sei un Town Hall 8 maxato. Per quanto riguarda i muri, se io fossi in te, io li lascerei anche al 7 e poi passerei anche Town Hall livello 9. Dato che si sta veramente tantissimo tempo con Town Hall livello 9, hai tutto il tempo per farti i muri. Sesto villaggio che andiamo a recensire è quello di Achille del clan New Generation. Allora, Town Hall livello 7, re barbaro al 4, mica male. I muri, questi qua a 6, anche se sono di un buon livello per Town Hall livello 7, non sono veramente molto belli. E poi il volano così esterno è praticamente quasi inutile. Perciò, se io fossi in te, ti consiglio di cambiare un po' la difesa. Settimo villaggio che andremo a recensire, allora, è di Champion 1 del clan The Best. Allora, sei un Town Hall livello 8 relativamente precoce per le tue difese, avrai un bel po' di lavoro da fare. Quello che ti consiglio io è innanzitutto di portarti su queste difese aeree, perché in Clan War ti faranno 3 stelle con i draghi.
E poi fatti le torrette dell'arciere per lo stesso motivo di prima. Poi per quanto riguarda le truppe, allora fatti gli arcieri al 5. Poi fatti gli arcieri a livello 5, anche i giganti fanno molta differenza in farming. Bravo, e ultimo villaggio da recensire è quello di Federico del clan Ispacconi. Allora, vediamo dove c'è il municipio. Dove è il municipio? Là è nascosto, ok. Ah, eccolo qua. Era nascosto vicino alle mongolfiere e poi era distrutto. Che dire, totalmente maxato, tranne gli eroi. Allora, gli eroi, se fossi in te, io li porto almeno verso i 20, 18, 19. Poi passo tranquillamente a Town Hall livello 10. Come disposizione molto molto carina. Solo una cosa, solo una piccolissima pecca: se dovessi attaccarti un Town Hall 10, purtroppo non hai scampo, ti prende tutte le risorse. E soprattutto per questi due Arc X così vicini e soprattutto attaccato al castello. Un Town Hall 10 ti mette un gelo qua al centro e praticamente ti gela le difese più importanti. Comunque ottima la difesa, è solo questa piccola pecca. Praticamente quando io uso Barch attacco dal lato destro, entro sciallo mettendo un gelo qua e prendo tutte le risorse con gli eroi. Se fossi in te, guarda, penso che qua avrai delle Tesla, io metterei delle bombe giganti. E le Tesla le lascerei più esterne, in modo tale che quando i barbari vanno avanti con gli arcieri, con la furia, gli esplode una bella bomba in faccia. Ok ragazzi, questo è il video di oggi, come al solito spero che vi sia piaciuto e ricordatevi di mettere un like, un commento. Ogni 1000 like ricevuto in questo video qua, nel prossimo video sarà una base review. Insomma, più like mettete, più c'è la possibilità che ci sia il vostro villaggio recensito nel prossimo video. E ricordate ragazzi, mettete per favore i tag giusti, che ci ho messo mezz'ora a ricercare i vostri clan e i vostri profili. Insomma, questo è tutto, noi ci vediamo al prossimo video.